Gioventù e politica, impegno e iniziative. Ad Agrigento, presso la biblioteca comunale, la Rocca, gli ex allievi Don Bosco presentano il centro iniziative giovani. Gloria Scafè. Deve occuparsi di tutti i settori economici. L'Unione Ex Allievi Don Bosco, in collaborazione con il Comune, ha presentato il Centro Iniziative Giovani. La nuova realtà è quella dell'impresa sociale, dove il giovane diventa imprenditore di se stesso. I passi muovono, così come spiegato dal presidente dell'Unione Ex Allievi Don Bosco, Angelo Errore, dalla linea perseguita da Don Bosco: stare tra i giovani, raccoglierli e formarli per metterli nel sociale. E oggi, considerati i tempi di grave disoccupazione, è urgente l'esigenza di inserire i giovani nell'ottica dell'impresa, iniziarli dunque ad una politica dell'impresa. Vogliamo fare un'impresa collettiva, cioè il giovane diventa imprenditore di se stesso per trovare un minimo di capitale e poi nel sistema economico inserirsi per creare il reddito. Abbiamo strumentalmente preparato un progetto che riguarda l'osservatorio della città di Agrigento, che noi presenteremo ad una delle fondazioni. Noi cerchiamo un finanziamento di un privato in modo tale che i ragazzi realizzano questo progetto e quello che gli rimane come guadagno sarà il loro capitale per iniziare una loro attività. Il progetto Osservatorio Sociale Territoriale messo su dal Centro Iniziative Giovani è un monitoraggio economico ed è strumentale per trovare un finanziamento da parte di un privato. Tra le fondazioni a cui si rivolgerà, il progetto diventerà confronto con tutte le istituzioni per modificare il sociale, dichiara Errore. Quanti sono i giovani che già fanno parte di questo centro e che età hanno? Sono 40 e vanno da un'età da 16 anni fino a 32-33 anni. C'è qualche libero professionista, c'è praticamente qualche laureato in legge, c'è qualche laureata in psicologia, quindi noi svilupperemo questo centro perché non è che faremo solo questa iniziativa, poi faremo accanto una iniziativa, un'impresa commerciale e un'altra impresa sociale. La scuola, che è la culla della cultura e della formazione del cittadino, ha abbracciato questa nuova realtà. Presenti oggi l'Istituto Scientifico Leonardo e l'Istituto Tecnico Commerciale Foderà di Agrigento. Noi sappiamo come oggi l'università non è più quella che apre tutte le porte, ma bisogna che i ragazzi con la loro creatività, con lo spirito di iniziativa, intraprendano anche strade nuove. Evidentemente per attivarsi e mettere in atto un'azione imprenditoriale bisogna avere anche una parte economica che viene data, perché altrimenti i giovani noi sappiamo che non hanno ancora una capacità produttiva autonoma. Quindi evidentemente questa giornata di oggi suggerisce le strade da percorrere per poter iniziare un percorso imprenditoriale nella nostra provincia. Del direttivo del Centro Giovani a farne parte, tra gli altri, sono 7 alunni dell'Istituto Foderà. Noi ci sentiamo interlocutori privilegiati di questa iniziativa perché proprio anche diciamo che è un'iniziativa che abbraccia appieno la mission della nostra scuola, che è anche quella di promuovere la cultura d'impresa tra i giovani, ma una cultura d'impresa che oggi si presenta come dire ammodernata nella sua concezione, perché è una cultura d'impresa che guarda sì al profitto, ma va oltre il profitto per puntare invece su quelle che sono le ricadute non solo sull'ambiente che circonda l'impresa, ma soprattutto sul capitale umano e sociale sia interno che esterno all'impresa. Oggi credo che quello che sia necessario è assicurare ai giovani una buona formazione comportamentale per far sì che l'approccio al mondo del lavoro sia favorito anche attraverso l'intervento di mentori, quali potrebbero essere coloro i quali si occupano di impresa sociale, per promuovere nei giovani delle mini imprese di studenti che operano nel campo sociale, quindi nel campo del non profit, nel campo della promozione dell'autoimprenditorialità, per far sì che appunto i nostri giovani rimangano legati comunque alla memoria storica e all'identità del territorio.